Lei la signora? Cavazzoni. E di nome? Cristina. Ok. L'ha saputo e ha detto... Adesso in macchina sì? vado subito, sì. Stavo tornando dall'ufficio e mi ha detto guarda che io sto andando a Rovigo perché Cristina vai a sentire e io sono venuta a sentire per mio marito, ma se tanto aspetto un attimo, vado a tirare una roba in macchina perché l'ho fatto. Io sono insegnante, quindi me l'hanno disdetto, perché io ero per il 19 marzo, me l'hanno disdetto e l'ho saputo da una collega e poi ho letto l'ordinanza di Figliolo. Che dice? Che era possibile fare questo. Certo. E cosa pensa del fatto Di AstraZeneca che l'hanno tolto? Cioè, io sono pro AstraZeneca e come tutti i medicinali ci sono questi fattori che possono cadere come tutti, il farmaco vuol dire veleno anche e quindi è così. Se guardiamo anche il bugiardino della tachipirina sappiamo che ci possono essere questo tipo di conseguenze. È tutta una questione di numeri e di rapporto. 35 milioni è nulla e comunque si verificherà, è tutto ancora da dimostrare, ma comunque 35 milioni è niente. Mi direbbe il suo nome? Sì, Nicoletta Manzone. Manzone? Sì, per il finale. Grazie. Lei è un insegnante di... No, grazie. Drive-in facciamo. Saremo prima. Che se avanzano vaccini piuttosto che buttarli via si fanno chi passa per la strada e noi passavamo. E voi passavate di qua? Sì, ok. Certo. Mi dice il suo nome? Angelo. Angelo e di cognome? Ferrari. Ferrari. Abbiamo le liste, se volete aspettare, se non... C'è un modo per mettersi in lista, non so per cosa. E noi abbiamo le nostre liste che ci mandano le mail, ci comunicano tramite email. Dottoressa, scusi. E l'hanno detto proprio alla televisione. Posso dire quello che vogliono alla televisione. No, però le dico quello che fanno a Rovigo. Non è che c'è un'ordinanza, C'è un'ordinanza. generale Figliolo. Vabbè, c'è l'ordinanza, però per chi? Perché se le dosi vengono buttate, ma noi le dosi non vengono buttate, vengono fatte a personale cui ne hanno diritto. Come fa? Noi quelle delle Pfizer le facciamo fuori tutte, cioè le usiamo tutte perché vengono le persone, le chiamiamo e quindi quando arrivano noi le facciamo. Quindi non avanzano mai, insomma. Quelle Pfizer no, perché noi abbiamo le liste nostre che facciamo la... Quindi non c'è nessuna possibilità, insomma. Oggi no. Oggi no, oggi abbiamo Pfizer, ma non, se volete quella AstraZeneca quando ritornerà, però Pfizer noi le dosi le usiamo tutte. Va bene, basta saperlo. Se volete aspettare fino alle 7, basta saperlo perché se volete aspettare che poi non sono quelli reali, ma perché io non so, allora, siccome parliamo a livello nazionale, se nelle altre regioni... Lei non ha nessuna responsabilità, neanche noi. Cioè, ma vabbè, però se nelle altre regioni le buttano, io non so cosa fare. Noi a Padova non buttiamo le dosi perché abbiamo la lista che si chiamano i galleggiamenti. Guai a chi butta le dosi di Pfizer o di AstraZeneca. Quindi ripeto, se volete ritornare alle 7, 7 e mezza, possiamo vedere se qualcuno ha rinunciato o non è venuto. Però noi abbiamo l'obbligo di avere la lista di galleggiamento data dal direttore generale e data dal... Ma ne è mai avanzata qualcuna tutto per sapere? No. Ecco, va bene, basta sapere questo, non ne vale la pena. Arrivederci. Se No, vero, cioè voi fate quelli prenotati, poi gli altri se per caso c'è qualcosa.